Amici di QDP News, buonasera e benvenuti alla Fiera della Birra Artigianale di Santa Lucia. Gli italiani, un popolo di santi, poeti e navigatori, ma anche di appassionati di birra. Venite a scoprire con noi le birre di tutta Italia, qui al Padiglione Antiche Filande. E facciamo tutte birre di ispirazione tedesca, tranne alcuni casi speciali, un po' per andare verso la moda. È semplice, allora noi cerchiamo di lavorare su birre di facile beva, non ci arrovelliamo in ricette troppo complesse. Quindi semplicità e genuinità. Semplicità e genuini. Una birra sperimentale da Piacenza, perché? Perché abbiamo fatto invecchiare la nostra Blanche, la latte più, in botte, nelle botte in cui facciamo un'altra birra acida alle ciliegie. In ogni nostra etichetta viene rappresentato un elemento architettonico di Pisa. Ogni nostra birra rappresenta un quartiere. Noi facciamo 2 birre a bassa fermentazione, quindi senza aggiunta di zuccheri, e una fermentazione molto lenta, però ti dà poi la possibilità di avere una birra pulita, quindi senza residuo di lievito. Noi produciamo birra perché veniamo da una controcultura che è comunque dovuta anche alla musica e un po' a tutto il resto. Perché sicuramente buona, è naturale, è una birra non filtrata, non pastorizzata, rifermentata naturalmente, sia in fusto che in bottiglia, quindi una birra assolutamente naturale in tutte le sue fasi di lavorazione. Noi siamo un birrificio agricolo e produciamo le materie prime con le quali facciamo le nostre birre. La nostra filosofia è di utilizzare il più possibile prodotti a chilometro zero. Ma alla Fiera di Santa Lucia si possono trovare altre sorprese. E questa è la mia vita, la mia passione ed il mio lavoro. Siamo sempre qua fissi, ogni anno sembra lo stesso evento. Lucia, che siamo la novità di Santa Lucia, è un prodotto nuovo che abbiamo sperimentato io personalmente con i miei soci e l'abbiamo portato in una novità strepitosa da strada, no? Il fricco lo sappiamo che nasce nella canna e viene portato con la polenta, invece io ho avuto l'idea pazza di prendermelo e buttarmelo in piastra, metterci del pane, ok, metterci del bacon, e da buon trevisano confinante col Treviso, quindi abito a Bruniera, quindi capisci, sono nel confine, ci ho messo anche il radicchio. Poi abbiamo dello speck stagionato, sempre di montagna, 1300 metri, e speck cotto, che è meno conosciuto. Pianina, cotta direttamente sulla brace. Ormai siamo dei veterani della Fiera di Santa Lucia, veniamo da diversi anni e di solito insomma alla gente piace il prodotto. Assolutamente sì, a Palermo arancina e birra è la cosa, è il connubio perfetto. Il cannolo, lavorato interamente a mano con le canne di fiume, riempito all'istante e guarnito secondo il proprio gradimento: ciliegia, arancia, cioccolato e pistacchio. Qui è tutto pronto alla Fiera della Birra Artigianale di Santa Lucia. Saranno 3 weekend molto intensi, vi aspettiamo!